Al voto il 22 ottobre e la chiamata alle urne sarà lo stesso giorno per veneti e lombardi, che dovranno esprimersi sull'autonomia delle rispettive regioni. Sfumata definitivamente la possibilità di un election day con le amministrative e scartata l'ipotesi di settembre, troppo presto con l'estate di mezzo per completare l'organizzazione, il presidente del Veneto Luca Zaia ha proposto a Roberto Maroni il 22 ottobre, domenica, ritenuta la prima data utile ad entrambe le regioni per espletare tutte le procedure ed arrivare al voto. Sarà una grande occasione per il tanto sospirato, il tanto agognato referendum. Lo faremo peraltro in contemporanea con la Lombardia, sapendo che 15 milioni di cittadini, 5 milioni del popolo veneto e 10 milioni del popolo lombardo andranno a votare, più o meno un quarto della popolazione italiana. Tra l'altro, per il Veneto la data del 22 ottobre riveste un significato particolare, sottolinea il governatore, visto che il 21 e 22 ottobre del 1866 venne convocato il plebiscito per sancire l'annessione di Venezia e delle province venete al Regno d'Italia. Esattamente 151 anni fa, dopo quel plebiscito, dopo 151 anni il Veneto torna a votare e questa volta speriamo che lo faccia in tutt'altra direzione. 151 anni dopo l'annessione al Regno d'Italia, i veneti torneranno dunque alle urne per esprimere la propria volontà circa l'attribuzione alla Regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Se prevarrà il sì, Zaia potrà avviare la trattativa col governo per la concessione di nuove forme d'autonomia sulla base di quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione. Questo non è il referendum del sottoscritto o di qualche partito, ma è il referendum dei veneti, quindi tutti i veneti saranno chiamati ad andare a votare e per noi è fondamentale non solo che vinca il sì, ma che l'affluenza alle urne sia importante, perché così ci dà ancora più forza per andare a fare le nostre richieste a Roma.